Le amministrazioni comunali del Vicentino avevano tempo fino al 15 maggio scorso per impiegare i contributi resi disponibili dall'ultima legge di bilancio per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici. Cosa è stato fatto? Ce lo dicono i risultati di un monitoraggio eseguito da Confartigianato, presentati in settimana. Vigileremo su come saranno utilizzate risorse che rappresentano anche un'opportunità di lavoro per le imprese artigiane del territorio. Così si espresse il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, a proposito di quei 6,7 milioni di euro che l'ultima legge di bilancio aveva messo a disposizione dei comuni con meno di 20.000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di strade, scuole ed edifici pubblici. Condizione necessaria l'avvio dei lavori entro lo scorso 15 maggio, a fronte di investimenti che, a seconda della dimensione del comune, andavano dai 40 ai 100.000 euro. Valori che, stante una recente modifica del codice degli appalti, consentivano inoltre di poter attuare l'affidamento diretto, favorendo l'ingaggio delle imprese locali, così come chiese Confartigianato agli amministratori nello scorso febbraio, quando li sollecitò a cogliere questa opportunità. L'elaborazione dei dati raccolti da Confartigianato attraverso le proprie sedi mandamentali per verificare l'utilizzo di quei contributi rivela risultati positivi. Effetti anche dell'opera di sensibilizzazione attuata dall'associazione. Le risorse sono state tutte investite, ma hanno anche stimolato i comuni, circa il 10%, a implementare i propri bilanci con ulteriori fondi, in media più 27%, da destinare ai lavori oggetto di spesa. Significativo poi il ricorso alle imprese artigiane, con una netta prevalenza di quelle con sede nella provincia di Vicenza e in Veneto. 3 i comuni, Progliano, Cartigliano e Concolusiana, che hanno sposato la soluzione a chilometri zero, affidando i lavori ad imprese del loro stesso territorio. Un solo comune non si è attivato, Montegaldella, che potrà però ora sfruttare la proroga al 10 luglio per l'inizio dei lavori. Questo è un provvedimento, come dicevo prima, che ha portato sicuramente un volano anche economico sul territorio, per cui in un momento in cui l'economia segna un po' il passo è stato veramente utile. Complessivamente sono stati 119 gli interventi, ben 78 quelli eseguiti per la messa in sicurezza della rete stradale, compresi quelli che interessavano le piste ciclabili e i marciapiedi. Non si sono nemmeno trascurati gli interventi sulla pubblica illuminazione, che ha visto attivi 13 comuni. Per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, scuole, palestre, cimiteri, biblioteche, sono stati avviati 24 cantieri. Voti quindi ampiamente oltre la sufficienza per le nostre amministrazioni locali. Assolutamente sì, grazie ai nostri amministratori. Sulla scia di questi risultati, ha informato il presidente Bonomo, stiamo valutando il decreto legge 34 del 30 aprile scorso, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico prevede la concessione di contributi a tutti i comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 31 ottobre. Per i comuni si tratta di un'altra occasione da non perdere per assicurare benefici alle comunità e alle imprese.